Accesi i riflettori sul Pala San Marco di Sossano. La Don Romeo per l'ultima sfida casalinga della stagione ospita la Virtus Castelfranco, penultima del girone di ritorno. Stefano Testone con il commento tecnico dell'arrivato Ivan Bonato con la sportina con tanto di birra qui al mio fianco per raccontarvi questa ultima sfida casalinga di una Don Romeo che pensa al presente ma guarda il futuro, con tanti ragazzini in campo assieme agli Orange di mister Giorgio Marcati, che quest'oggi affronteranno i trevigiani in una sfida che dal punto di vista di classifica e numeri conta poco, ma conta per chiudere al meglio una stagione in sordina e in salita per la formazione vicentina, che da qui deve ripartire con smalto e grande forza. Andiamo subito a leggere le formazioni con il Castelfranco di mister Andrea Pavan, che schiera con il numero 1 Scappolo, 2 Devinar, 4 Mula, 7 Gianmarco, cameraman Campagnaro, 9 Massarotto, 10 Franceschi, 11 Ditto, 14 Masiaro, 18 Marrari, 21 Andrighetti, 58 Mion, 77 Moro. Una Don Romeo priva di parecchi nomi importanti, con mister Marcati che manda in campo con il numero 1 Matteo Olivan, con il 2 Ventura, 3 Roverso, con l'8 Conte, con il 9 fascia di capitano per Alexander Radukovic, 10 Trulla, 11 Saggiorato, 13 Savin, 14 Tigiani, 20 Fedeli e con il 24 Palin. A dirigere l'incontro il signor Oshinussi della sezione di Verona. 60 minuti, Ivan, ben trovato. 60 minuti per chiudere al meglio davanti al pubblico amico, con tanti giovani, chissà, che possano essere il futuro della Don Romeo. Ce lo auguriamo, Stefano, stiamo lavorando sodo e quindi speriamo di raccogliere i frutti nel breve termine. Intanto le squadre pronte in campo. Don Romeo, se ne parlava anche ieri sera, zona futsal, che vuole entrare a gamba tesa, possiamo dire, nelle scuole, mentre sta per arrivare il fischio d'inizio. Insomma, c'è voglia di fare in una stagione che accantoniamola, pensiamo già al futuro, si sperava in qualcosa di meglio, ma insomma bisogna fare di necessità virtù. Sicuramente dobbiamo prendere atto di come è andata la stagione e, come ho detto ieri sera, lavorare sugli errori commessi e cercare, insomma, di rilanciarsi nel miglior modo possibile. Punti in palio che contano poco per la classifica, una classifica che vede il Castelfranco quarto in classifica con 35 punti, ne ha 6 in più di una Don Romeo che stasera deve fare a meno di qualche giocatore importante, qualche acciacco, qualche problemino, battute finali. Comunque Don Romeo che in casa al Pala San Marco vuole chiudere e cercherà di farlo con i 3 punti. Sicuramente sarebbe un ottimo regalo per i nostri tifosi, che comunque ci sostengono e vengono sempre a vederci. La squadra non è al meglio della forma, anche perché siamo in 11 stasera e abbiamo parecchie assenze anche importanti, ma insomma non cerchiamo alibi e cerchiamo di dare tutto in campo. La prima conclusione è dato il tiro e il gol del numero 58 Giacomo Mion, che va con un rasoterra insidioso, va a superare l'estremo portiere del Don Romeo. Lo rivediamo nel replay, Nicola Fedeli, una doccia fredda, certo non era il top, per dire così, Ivan. Assolutamente no, ci aspettavamo, insomma, un avvio diverso, però ripeto, la partita è lunga e abbiamo tutto il tempo per rifarci. 60 minuti, questa è la penultima giornata di ritorno. Don Romeo che ci prova a reagire con Radukovic, che viene fermato dall'uscita di Rocco Scappolo, dunque subito la risposta della formazione padrone di casa di mister Marcati. Radukovic, la pallone in mezzo, Nicolas Savin cerca di mettere il pallone
corner per la Don Romeo con Radikovic dietro per Scapin, il giro palle, il pallone però era uscito, dunque si ripartirà con una rimessa laterale per la formazione trevigiana. Nella gara di andata, Ivan, fu 4-4, partita combattuta e lo sarà sicuramente anche stasera. Sì, la gara di andata non ero presente perché ero a cena aziendale, però mi hanno detto i ragazzi che è stata una gara combattuta e con un po' di rammarico posso dirti, Stefano, che se quella sera avessimo conquistato i 3 punti probabilmente avremmo anche dato uno slancio al nostro campionato, e se non avessimo poi pareggiato anche la partita precedente con il Tiene, avessimo fatto 6 punti invece di 2, insomma la classifica sarebbe migliorata e non di poco. Intanto cerca un'incursione Don Romeo, il pallone che termina sul fondo, l'ultimo a toccare è stato un giocatore orange, dunque può ripartire Scapolo, che fa subito ripartire in velocità la formazione di Mister Pavan. Sul fondo si va a perdere però Nicolas Devinar a fondo campo, e lo può ripartire la Don Romeo. 3 minuti e mezzo, 1-0, ricordiamo il punteggio come da grafica, puntualmente modificato da Andrade Giambattista dopo il gol. Qui bella l'apertura, non riesce ad arrivare però Ventura sul pallone, un gol a doccia fredda. Comunque subito la reazione dei ragazzi di Mister Marcati, i tuoi ragazzi, c'è stata. Ancora la formazione trevigiana, l'apertura per l'autore del gol, qui può recuperare bene Ventura va a caricare il pallone che resta lì nel mezzo, viene un tocco di mano in mezzo all'area, Radiukovic finta sul destro, poi scarica con il sinistro, ancora Don Romeo con Ventura che viene fermato senza il fallo, viene anche ammonito il numero 2 Ventura dal signor Oisinou. Forse c'è stata una munizione, penso, per simulazione. Il numero 2 Ventura ancora si sta chiedendo per quale motivo sia stato estratto il cartellino giallo. Penso sia stata una simulazione proprio davanti agli occhi del direttore di gara. Sarà rimessa laterale con Stefano Moro. Ivan, da qui insomma siamo un po' coperti da computer e accessori vari di Andrade Giambattista. Sì, da qui si vede, non si vede, probabilmente magari la mia idea sarà di parte, ma non riesco a capire la decisione del direttore di gara, che comunque a prescindere va rispettata. Anche Mister Marcati ha chiesto delucidazione al direttore di gara, poi mani in tasca è tornato davanti alla sua panchina. Palla lunga intanto, ancora Ventura, non riesce però a trattenere il pallone in possesso della formazione della Don Romeo. Bravo qui Ventura a subire il fallo, chiede scusa con sportività Filippo Massarotto, giocatore da tenere in considerazione, 20 gol all'attivo. A voi però manca Mister 27 gol. Sempre che noi abbiamo parecchie assenze perché mancano Schiavo, manca il capitano Andrea Albani, manca il portiere Emilian Minic, insomma molte defezioni, ma la squadra comunque in settimana ha cercato di prepararsi al meglio, anche se purtroppo oramai la nostra stagione non ha più niente da dire, ma come ho detto ieri sera in trasmissione cercheremo di onorare la maglia fino alla fine. Massarotto va via sulla corsia laterale, la bordata, c'è la risposta di Nicola Fedeli che si rifugia in calcio d'angolo, pronto il replay. Mancino velenoso quello del numero 9 trevigiano in maglia oggi bianco-azzurra. Ancora Virtus, lo schema, Massarotto, ottima l'apertura, Radiukovic capisce tutto quanto, può uscire allora dalla propria fase difensiva. Don Romeo, palla per Ventura sul fondo, c'è una deviazione che possiamo esultare anche qui in tribuna per il Cavatappi. Gentilmente offerto da Mattia Tecchiato. Giro palla con Conte, si va a chiamare in causa anche Fedeli. Fedeli tenta il passaggio che non arriva, recupera comunque ancora subito la formazione di Mister Marcati. Bravo a recuperare nella retrovia Stefano Moro per la Virtus Castelfranco. Si riaffaccia in attacco con il numero 9 Filippo Massarotto, che viene però fermato dalla difesa orange. Pronti un paio di cambi, mi sembra di vedere Saggiorato perché è evidente la sua capigliatura, e poi
rimesse laterali intanto per Don Romeo, pronti lì Saggiorato e poi non vedo l'altro, non vedo il numero, intanto il numero 14 Younes Tijani, intanto è entrato anche Mula per la formazione di mister Pavan. 10 vittorie, 5 pareggi nelle 22 gare giocate fin qui per la formazione del Castelfranco. Intanto la girata che esce di poco per la Don Romeo da parte del numero 13 Nicolas Sassami, un altro giocatore che la porta alla vista bene, comunque in campionato 7 gol per lui, tanto ottima qui l'uscita, non passaggio però troppo profondo. Io posso avere solo parole di elogio per Nicolas, perché ha una mentalità e una voglia di allenarsi, questo ragazzo, che è incredibile. Poi ha fatto vedere più volte delle giocate veramente incredibili, forse pecca un po' di continuità, ma è un ragazzo che è veramente sul pezzo e possiamo ritenersi soddisfatti del suo operato. Intanto recupera ancora Radjukovic, destro a rasottare dalla distanza. Intanto il Cincin con una birra a 7 teste, ovviamente in omaggio del buon Testoni che è qui che vi racconta la partita. La Zanca buona, molto buona. Torniamo in cronaca però con Virtus che fa giro palla, Mion, autore del gol, bene a scaricare Mula dietro ancora per Mion che salta Ventura, poi però recupera il pallone Nicola Fedeli che ha subito giocato per il primo pallone toccato da Saggiorato, lo scambio con Radjukovic, ancora Saggiorato e c'è intanto un cartellino giallo. Alcune decisioni non riesco ad interpretarle, Stefano. Ma questa penso insomma che ci fosse stato un, passami il termine rugbyistico, un placcaggio da parte di Giacomo Mion, un ammonito per parte dopo 9 minuti, già 2 ammoniti. Probabilmente anche il direttore di gara vuole tenere calmi i toni di una sfida che, ricordiamo, è la penultima giornata di andata, ultima per voi sul campo amico. Intanto nel flipper fa felice Saggiorato, ancora Don Romeo, ancora per Saggiorato che cerca di andare via, viene però fermato, bravo Ventura a non buttare via il pallone, Saggiorato va sul fondo, non riesce però a trattenere in campo la sfera che passa sotto lo scarpino destro del numero 11 maglia orange. 10 minuti intanto mister Pavan manda in campo anche Andrighetti, ha praticamente mandato quasi tutta la formazione e gli 11 a disposizione in campo. Campionato, dicevamo quello anche ieri sera, il girone A di C2 che quest'oggi regalerà poche emozioni, tante emozioni invece attese dal girone B e dal girone C, ancora in grande bagarre. Poi magari andremo anche a commentare i risultati che arriveranno dagli altri campi. Intanto però andiamo a seguire questo tentativo dal piede di Younes Tijani, bravo Radjukovic, giocatore simbolo di questa squadra, oggi anche con fascia di capitano. Sì, Alex sicuramente è tutt'oggi un giocatore simbolo della Don Romeo Calcio 5 per il suo passato nel mondo del futsal, è un giocatore che non ha bisogno di presentazioni, insomma. Qualcosa nella sua carriera ha fatto. Qualcosa, sì, qualcosina, Stefano. Virtus Castelfranco a ripartire da dietro con Franceschi, giro palla per Andrighetti, ancora Franceschi dopo lo scambio con Mion. Intanto il Chioggia stava vincendo 3-0 con il Pernumia, mentre il Mirano pareggia 0-0 col Martellago. Attenzione che Scapolo cerca di uscire, è riuscito a servire il numero 11 sul crochet di sinistra, Tommaso Ditto, poi fermato da Younes Tijani in fallo laterale. Si fanno sentire intanto in sottofondo i tifosi della Don Romeo. Radjukovic fermato dal ritorno di Ditto, Scapolo sulla pressione di Radjukovic, ha messo palla in fallo laterale, dunque tornerà in possesso la squadra orange di mister Marcati con Radjukovic che chiede la distanza al direttore di gara posizionato dalla parte opposta del campo. Ventura, Tizianis, Saggiorato cerca di giocare con il pallone sotto il piede, va dietro da Tijani, ancora per Saggiorato che va via, lo spalla per Tijani che va a scaricare un
destro che termina lato, Scapolo allora fa ripartire la formazione di mister Pavan sulla corsia di sinistra, a centro del pallone verso Franceschi, litiga un po' con la sfera il numero 10, poi la prolunga davanti. Radjukovic arpiona il pallone, lo tiene vivo in possesso per i suoi, Radjukovic va via sulla corsia di sinistra, il pallone che però poi esce oltre la linea nera. Intanto entra in campo Teo Trulla con la maglia numero 10, palla prolungata proprio per Trulla che la tocca per qualche istante, va a dar fastidio a Ditto. Trulla bravo qui a dare una mano Ventura in velocità, il sinistro ribattuto in fallo laterale da Andrighetti. 13 minuti, Don Romeo che cerca Saggiorato dalla distanza, c'è il corpo di Franceschi. Per quanto visto, stando ai punti, fosse un incontro di box, insomma, Don Romeo che meriterebbe non solo perché sei di parte, insomma anche il pareggio in questo momento. Sicuramente è una partita, Stefano, combattuta, il pareggio probabilmente sarebbe il risultato più giusto. Attenzione intanto che rischia Don Romeo, il pallone resta lì, viene poi salvato quasi sulla riga, sull'incorsione velenosa di Edoardo Mula che rivediamo, è stato bravo Fedeli, poi mi sembra Ventura in aiuto quasi sulla riga di porta a dire di no, si era proprio il numero 2, ma ancora Virtus soltanto esterno della rete. Fedeli veloce a far ripartire il contrattacco del Don Romeo, Scapolo esce, si arpionano Saggiorato e mi sembra Mula, tante proteste ma il direttore di gara ha fatto continuare il gioco con la Don Romeo che riparte dietro con Ventura. Trulla cerca di superare l'avversario, viene aiutato anche da Saggiorato, c'è la deviazione al partito e qua allora ci dovrebbe stare Cartellino una giallo, munizione, la munizione che abbiamo visto in precedenza. Qui anche l'esperienza comunque di un giocatore che qualche campionato se l'aveva già giocato in passato, Teo Trulla, che ha subito battuto il laterale. Non c'è stato però il provvedimento disciplinare da parte del direttore di gara, ricordiamo il veronese, sì tanto l'incursione di Elia Saggiorato, la rivediamo veloce, bella la giocata qua, è arrivato con un sinistro in corsa, un mancino che è uscito di poco, probabilmente non era il piede buono in quel momento per andare ad offendere la porta avversaria, ma attenzione che si lotta anche a livello fisico, Saggiorato vicino al pari. Vicinissimo al pari, Stefano, per fortuna sono in diretta con il microfono, altrimenti non so cosa potrebbe essere uscito dalla mia bocca. Sicuramente sarebbe uscito un quasi gol, tanto conclusione sbilenca da parte di Gianmarco Campagnaro. Chiediamo ad Andrea se Gianmarco sia più bravo con telecamera e computer che non con il mancino, visto che il buon Baldo Robles gli ha detto offendilo pure in partita. Sinistro uscito fuori mira del numero 7 del Virtus Castelfranco. Intanto Saggiorato non tiene vivo il pallone per i suoi, ancora cambia per mister Pavan, recupera per qualche istante la palla, la formazione orange, poi bravo qui Campagnaro a farlo scivolare sotto le sue gambe, a far ripartire dietro per Nicolas Devinar. Vediamo in causa anche Rocco Scapolo, Scapolo esce dalla propria area, l'imbucata che non va a buon fine, c'è però una deviazione orange, dunque Virtus che si riaffaccia in fase d'attacco, Mion dietro per Rocco Scapolo, giro palla ancora per la conclusione, la ribattuta, poi la palla arriva tra le mani di Fedeli che comodo a destra fa ripartire Ventura. Radjukovic, numero 24 Luca Palin, Saggiorato viene fermato, recupera però il pallone, Palin nella parte opposta per Trulla. Trulla aveva alzato la testa, aveva visto Saggiorato libero, non è però riuscito a servirlo, bravo il giocatore, mi pare con la maglia numero 58 della Virtus ad opporsi sulla traiettoria del tiro. Radjukovic, 17 intanto i minuti di gioco, qui cerca di incunearsi, Scapolo aveva chiamato il pallone, la difesa della Virtus sparacchia lontano, ancora Don Romeo, Saggiorato, Luca Palin, Saggiorato non è servito da Teo Trulla, il pallone è uscito,
4 secondi dunque per battere un nuovo fallo laterale. Luca Palin, Stefano, che se posso Qui siamo intanto felici. il tiro da casa sua e la traversa del pallone che resta vivo. Scusa Ivan, che pericolo. Fedeli aveva battezzato fuori il pallone, ancora Virtus con il tiro da fuori. Questa volta non va a buon fine di Giacomo Mion. Dicevo Luca Palin che siamo contenti di rivedere in campo dopo il suo infortunio ancora datato 23 gennaio, è rientrato oggi, questo diciamo a giustificare un po' quella che è stata la nostra stagione un po' martoriata tra infortuni e trasferte lavorative varie. Intanto la conclusione sulla traversa era di Rocco Scapolo, il portiere, attenzione, Teo Trulla, lo scavetto, un gol da Cineteca di Teo Trulla che trova il pareggio con un bacio al pallone, gran gol quello del numero 10, e vestire la maglia numero 10 insomma significa, lo rivediamo, bellissimo, significa che le qualità ci sono. Gran gol, 1-1 al 19° minuto, applausi per Teo Trulla. Queste sono le giocate di Teo, un giocatore dotato di una tecnica sopraffina, anche lui secondo me a volte pecca di continuità, ma le qualità tecniche di Teo non possiamo discuterle, anche perché se fossimo qui a discutere le sue qualità vuol dire che capiremo poco di calcio a 5. 1-1 dunque, tutto da rifare quando siamo entrati nella seconda parte della prima frazione di gioco. Ha trovato il pari Don Romeo con la perla di Teo Trulla. Virtus con Scapolo che esce ancora. Un buon tiro quello di Rocco Scapolo, il numero 1 della Virtus, poi qualche passaggio negli ultimi frangenti non precisi. Intanto è rientrato Mauro Conte, palla per Teo Trulla proprio a scaricare su Conte, fermato però puntualmente da Giacomo Mion. Palla in mezzo per Saggiorato, fermato, voleva ripartire, cerca di ripartire a Virtus, lotta Devinar, recupera il pallone, anzi no, perché il pallone arriva, qui intanto viene fermato con un fallo il numero 18 Rosario Marrari, lo rivediamo nel replay. Ventura non ha proprio toccato il pallone. Deve fare attenzione Ventura perché è già ammonito. Una munizione, passami il termine, stupidina. Sì, un po' ingenua, regalata, mettiamola come vogliamo, ma comunque pesa sul taccuino del direttore di gara per il giocatore numero 2 degli Orange. Attenzione, una punizione, siamo un metro dietro al punto di battuta del tiro libero, conciliabile tra giocatori del Virtus Castelfranco in maglia bianco-azzurra, 20 minuti già trascorsi, 1-1 come da grafica in sovraimpressione. 2 falli commessi dalla Virtus, questo è il primo fallo di Don Romeo, lo schema con il pallone che resta lì e poi la conclusione che viene fuori, qualche protesta, possiamo chiamarlo schema confusione, quello che abbiamo appena visto, che non ha portato a nulla di fatto, però resta invariato allora il punteggio con Ventura che cerca la diagonale in apertura per il numero 8 Conte. Recupera il pallone subito giocato, andando pronto Andrea Roverso ad entrare in campo. Saggiorato lo scambio con Ventura che cerca di chiudere il triangolo, non c'è deviazione ma però arriva un time out richiesto da Andrea Pavan che va a richiamare in campo le due squadre, mentre arriva intanto una cheerleader qui in postazione. Ivan, 1-1, diciamo che il gol di Doccia Fredda insomma ha fatto un po' male, però Don Romeo che ha saputo subito reagire, spinta anche da un onnipresente pubblico festante. Sì, sicuramente per quanto visto in campo penso che il pareggio comunque sia un risultato giusto in qualche occasione a ambo le parti. E sicuramente i nostri tifosi si stanno facendo sentire un'arma in più sulla quale possiamo giocare in casa e quindi va benissimo così. Intanto arrivano i rifornimenti qui in tribuna stampa. Andrea, tocca fare l'abbonamento l'anno prossimo qua, tanto tu sei astemio. Tanto il signor richiama in campo le due squadre, si ripartirà con una rimessa laterale
per la Don Romeo, anzi no scusami, per la Virtus Castelfranco, poi in effetti aveva chiamato il time out mister Pavan. Tra l'altro due squadre che nonostante i 6 punti di differenza, lo dicono anche i numeri di quest'oggi, hanno attenzione qui, bravo a recuperare Roverso che poi cerca di andare sul fondo, Scapolo ferma tutto quanto, recupera ancora la Virtus, il pallone è uscito, un po' di confusione. 78 gol fatti per entrambi, 5 in meno subiti da Don Romeo, 71 contro 76, adesso 72-77, insomma numeri comunque per una sfida a pari quest'oggi. Stavi dicendo di Andrea? Verso Stefano Soposo, un ragazzo molto giovane, classe 2008, è la sua prima esperienza nel calcio a 5 e sicuramente il futuro è dalla sua parte, insomma basta che continui a metterci la voglia e l'impegno, insomma, che fino adesso è riuscito a mettere. Un Andrea Roverso che deve anche essere esempio per, ve lo auguro, i tanti giovani che potranno arrivare a vestire la maglia orange. Intanto Massarotto è rientrato in campo il capitano con la maglia numero 9, giro palla per Gianmarco Campagnaro, ancora Virtus Campagnaro all'altezza della linea di metacampo, difende bene Don Romeo, costretto ad alzare il baricentro Rocco Scapolo. Campagnaro il mancino pericoloso tra le braccia sicure di Fedeli, che fa partire subito Ventura a cercare un'apertura in diagonale proprio per Roverso, viene deviata in fallo laterale da Stefano Moro. Qui Roverso precipitoso, riparte Massarotto, attenzione a Massarotto il tiro, bravo Fedeli a chiudere lo specchio di porta, ma ancora Massarotto, la giocata, giocatore importante il 9 Campagnaro ancora la puntata. In questo momento Castelfranco che sta sfruttando qualche incertezza nelle retrovie della Don Romeo, seguiamo ancora Massarotto fermato da Saggiorato, giocata di Elia Saggiorato, bene ad aprire per Roverso. Castelfranco molto vivo Stefano, posso confermarlo. Castelfranco partito comunque in sordina e oggi attenzione Massarotto, il tiro, c'è anche una deviazione ma trova il raddoppio trevigiano il numero 9 Filippo Massarotto, che porta a quota 21 i suoi gol in campionato, lo rivediamo nel replay, la palla qui, bravo Massarotto ad eludere l'intervento di Stefano Ventura, poi ad uccellare Nicola Fedeli, altra doccia fredda, ma la partita è lunga, mancano ancora 5 minuti di questo primo tempo, più l'eventuale recupero di 30 minuti della ripresa, ma attenzione che ci riprova ancora il Castelfranco con Campagnaro che fa girare palla, anzi no, era Moro, ancora Moro, dietro per Andrighetti, il numero 21 fa girare palla, anzi no, la tiene sotto lo scarpino sinistro, Moro cercava di chiudere il triangolo, non va a buon fine. Massarotto esperienza comunque da vendere perché ha saputo evitare l'intervento di Ventura e poi abbattere con un tiro preciso, con una leggera deviazione, il portiere Fedeli. Ancora Massarotto avanti, il pallone con la testa di Stefano Moro, pallone che trema tra le mani di Fedeli che fa subito ripartire per Ventura. Grande esperienza Stefano per Massarotto, ma comunque stiamo parlando di un ragazzo del 2002 che seppur non giovanissimo, ma comunque insomma neanche vecchio. Massarotto 2002? 2002. 20 anni meno di me. Visto da qua sembra più vecchio di quello che è un giocatore che comunque lo si è già sentito tante volte nei campionati regionali, non solo. Andreghetti ancora per Massarotto, bella l'apertura in mezzo all'area, un pallone filtrante per il numero 11 Mion. Qui intanto ci prova ancora, c'è il rimpallo Scapolo che fa ripartire ancora l'azione dei suoi, palla ancora per Massarotto, la finta di Massarotto, l'apertura della parte opposta per Dito che è libero,
va a calciare Dito, trova però la difesa della Don Romeo. In questo momento Castelfranco che sta schiacciando la formazione di mister Marcati. Mister Marcati che ha ancora la carta del time out a disposizione, Iva. Sì, potrebbe essere una carta utile per gli Orange. Vediamo cosa deciderà il mister da qui ai restanti 2 minuti e mezzo prima della fine del primo tempo. Intanto Savin viene fermato, tocco finale proprio del numero 13 Orange. Intanto rientra Aleksandar Radjukovic, capitano quest'era per gli Orange, ma Orange che devono difendersi su un nuovo attacco trevigiano. Palla per Scapolo, costretto a calciare fuori misura. Laterale dunque per la Don Romeo. Ecco che arriva allora il time out di mister Marcati, quando mancano poco meno di 2 minuti al termine del primo tempo regolamentare. Poi c'era anche un eventuale recupero, ma un paio di minutini visti i 3 gol messi a segno. 2 li ha segnati la formazione di mister Pavan, che vedete lì a sinistra dà l'indicazione ai suoi ragazzi. A destra invece un po' nascosto dalla grafica di Futsal Veneto TV c'è mister Marcati con la Vignetta in mano che sta dettando lo schema da utilizzare al ritorno in campo. Che tipo di schema andrà a usare, Ivan? Non chiedermi troppo, Stefano, non posso spoilerare tutto in diretta quelli che sono gli schemi di mister Marcati. Richiama in campo le 2 squadre il signor Wessignou di Verona. Laterale per la Don Romeo. Si avvicina al punto di battuta il numero 2 Stefano Ventura. Conte Radjukovic e Nicolas Savin a muoversi in mezzo al campo. Invece è Savin che va a toccare il pallone. Uno schema però fermato ancora Don Romeo, e qui troppa foga nel cercare di chiudere il passaggio finale a regalare un laterale già battuto dalla Virtus Castelfranco con Scapolo che avanza. Scapolo cercava l'imbucata, Fedeli lungo il pallone con la testa di Ditto che si rifugia in fallo laterale. Pochi secondi, poi sarà recupero, 9 propri secondi prima del termine dei 30 minuti regolamentari. Don Romeo sulla pressione di Ditto a proteggere il pallone, viene spinto a terra il numero 8 Mauro Conte. Il pallone era uscito, dunque sarà corner. Intanto siamo già dentro al recupero, ancora non ravvisato. 2 minuti, eccoli qua, ancora 2 minuti, si giocherà fino al 32esimo. Intanto pallone che scivola via, voleva un fallo Ventura, non ravvisato dal direttore di gara veronese. Non me ne voglia le aia Stefano, ma il direttore di gara che in qualche decisione non sta azzeccando nulla. Fedeli per Radjukovic, a girare palla, formazione Orange, qui l'errore però in proposizione di Mauro Conte, che si allunga il pallone a Radjukovic che chiama a pressione alta i suoi compagni di squadra. 1 minuto e spiccioli. Rocco Scapolo, il portiere della Virtus, calcia lontano il pallone per Massarotto che viene fermato, non c'è il fallo, viene ravvisato poi in un secondo momento. Giusta qui la segnalazione del direttore di gara. Intanto Radjukovic sulla pressione di Massarotto, Radjukovic che non subisce il fallo nonostante la pressione avversaria. Ancora Massarotto a prendersi il pallone, un sinistro che termina tra le mani di Fedeli. Battute finali di questo primo tempo, recupera la palla Virtus Castelfranco, se la riprende la formazione Orange. Laterale Orange. Stefano, che se posso interromperti, scusami, è diventato papà in settimana. Facciamo i complimenti a lui e a Diana per l'arrivo di Sara. Noi abbiamo trovato chi paga da bere. Esatto, e ti aggiungo un'altra persona che può pagare da bere, è il nostro dirigente Matteo Fattori, che anche lui settimana scorsa è diventato papà. È nato Dylan. Attenzione Massarotto, il pallone. Mentre si festeggiano i compleanni si divora il 3-1, lo rivediamo Andrighetti. C'è stata
una spintarella mi sembra di Nicola Savin importante che ha tolto la possibilità di un pallone dentro alla gol. Tanto è arrivato il duplice fischio dopo i 2 minuti di extra time con la Virtus che va a riposo avanti 2-1. Stefano Testoni con Ivo Bonato vi danno appuntamento tra una decina di minuti per la ripresa di Don Romeo Castelfranco Veneto.
Tutto pronto per il secondo tempo di Don Romeo Virtus Castelfranco, Trevigiani avanti 2-1 dopo i primi 30 minuti, mister Marcati manda in campo tra i pali numero 1 Matteo Olivan, c'è invece sempre Rocco Scappolo pronto a difendere i pali della formazione del Virtus. Intanto subito Olivan a mettere una deviazione sulla conclusione velenosa in avvio di gara a pochi secondi della formazione trevigiana, che prova ancora dalla distanza con Campagnaro, un mancino che però non trova lo specchio di porta. È tornato qui in posizione al mio fianco anche Ivan Bonato. Cosa avrà detto Ivan a mister Marcati per cercare di recuperare questa sfida che vede la Virtus avanti 2-1 dopo i primi 30 minuti? Sicuramente penso non possa essere soddisfatto del primo tempo dei ragazzi, avrà cercato di un po' smuoverli, scuoterli con qualche discorso motivazionale per cercare di reagire nel secondo tempo e far sì che questa partita possa regalare qualche gioia ai tifosi, anche se ormai il campionato non ha più niente da dire per entrambe le squadre. Parlando di tifosi, mentre intanto scorrono le immagini anche di questa ripresa, ci sono tanti ragazzi giovani. Don Romeo che sta cercando di entrare a gamba tesa, lo dicevamo che prima nelle scuole c'è voglia insomma di dare continuità a un progetto. Qualche anno fa eravate dei semplici amatori, poi piano piano avete scalato un po' le gerarchie. Lo scorso anno, ricordiamo, l'abbiamo detto che ieri in trasmissione zona futsal avete anche lottato per andare in C1. Cosa vuole fare la Don Romeo da qui ai prossimi anni? Sicuramente Stefano, come abbiamo detto ieri sera in trasmissione, il nostro obiettivo sarà quello di creare una fonte di ragazzi che possa emergere in prima squadra con gli anni che saranno da qui a venire. Ripeto che non è semplice, però stiamo facendo non impossibile, l'impossibile non è semplice, ripeto, però insomma mi auguro che con scusa se mi interrompo, mi auguro insomma che con la buona volontà riusciamo a far capire al territorio quanto possa essere serio il progetto Don Romeo C5 per i giovani e non solo. Abbiamo ancora Trulla che aveva cercato di settare il difensore trevigiano, Virtus che ci riprova ancora. Radikovic per pochi istanti portava via il pallone a Massarotto, ancora un'apertura, pallone che termina altissimo. Intanto avvicinamento anche tra i pali. È entrato Matteo Olivan, si pronuncia così? Pronuncia perfetta Stefano, Matteo Olivan, che mi piace sempre, non perché sicuramente magari sono di parte, ma non perché sono di parte, perché è un ragazzo splendido. Io porto spesso il suo esempio quando parlo in spogliatoio, perché è un ragazzo che ha una dedizione incredibile per questo sport. E se non erro Stefano è un ragazzo che ha saltato forse un allenamento da inizio stagione ad oggi. In campo anche Olivan con Don Romeo, Saggiorato cerca di andare via, va a lottare quasi di fisico con Mion, c'è una deviazione e comunque corner già battuto. Teo Trulla, il tiro di Ventura, non c'è una deviazione, tanto il direttore di gara va a redarguire il numero 58 Giacomo Mion. Si fa rispettare il direttore di gara con Mion che esce, lascia spazio ad Andreghetti, 4 minuti sul cronometro, cerca di andare via Ditto, viene fermato Radikovic. Trulla, Ventura, Saggiorato riceve il pallone, lo scambio con Radikovic che cerca di prolungare il pallone, viene fermato Massarotto, può ripartire allora Matteo Olivan, bene a servire sulla destra, limite capo Trulla che va in profondità verso Saggiorato, giro palla di Ventura per Trulla che cerca di saltare Ditto si propone in attacco il numero 11 del Virtus, Ditto fermato però dal recupero di Radikovic, va a terra quasi Radikovic, Ventura fermato, Saggiorato, Ventura, viene Ventura qui è solitario, Ventura il tiro, il pareggio della Don Romeo del numero
1-2 Stefano Ventura, lanciato solitario nella prateria della difesa avversaria, bravo ad angolare un pallone che ha tagliato l'area. 2-2, pareggio meritato. Meritato Stefano, veramente Ventura è un giocatore di tanta corsa, è sempre presente in campo, non si tira mai indietro e sono contento per lui per questo gol, perché probabilmente non va spesso nel tabellino dei marcatori, ma è un ragazzo anche lui importante per la nostra rosa. Stando ai numeri di tuo campo, confermami, questo è il secondo gol di Stefano Ventura. Sì, confermo. Un gol comunque importante, pesante fin qui, che ristabilisce la parità di questa sfida in ultima giornata di campionato. Palla per Massarotto, Olivan, la giocata con Saggiorato per Trulla salta quasi il portiere avversario, ancora Saggiorato, viene fermato. Vedremo poi se il direttore di gara andrà a estrarre un cartellino per la trattenuta precedente. È così, viene ammonito il numero 7 Campagnaro. Intanto non poteva giocare Scapolo. Campagnaro conferma di averla combinata. Gran giocata, forse lì Matteo Olivan poteva anche andare fino in fondo, non se l'è sentita. Poteva rischiare, provare qualcosa in più, diciamo così. Il collega Rocco Scapolo a far ripartire il gioco dopo il fischio del direttore di gara. Deve fischiare per far ripartire il gioco. Il signor Ossinu, arriva qui il fischio, 7 minuti, 2-2. Radjukovic, sbatte Saggiorato, recupera il pallone Franceschi, Massarotto, bella giocata Olivan, Massarotto ancora fermato dal recupero di numero 13 Savin, ancora Virtus, un po' di confusione, pallone che sfila, ripartirà allora a Rocco Scapolo. Squadre che ora però non devono commettere l'errore di accelerare troppo e lasciare spazio e prateria alle formazioni avversarie. Una partita che comunque si sta alzando di ritmo. Sicuramente Stefano sta anche regalando un po' di spettacolo per i tifosi qui presenti al Pala San Marco. Imbucata per Radjukovic da Scapolo e poi il mancino che esce di poco, occasionissima per ribaltare la partita. Grande azione, grande taglio, di Stefano Ventura. Lo stiamo rivedendo, l'abbiamo rivisto nel replay. Sono mancati qualche centimetri. Ma secondo me qualcuno qua ha aperto un uovo di Pasqua, confermi? C'è anche la sorpresina. L'ho portato un po' di cioccolata qua in tribuna, che la cioccolata fa bene. Ci sono anche le uova di Pasqua qui alla Pala San Marco con le cheerleader, futura cheerleader per una è tua figlia, giusto Ivan? Sì, confermo, Vittoria è mia figlia. E l'altra è la figlia del presidente, Aurora. Perfetto. Coetanee e appassionate di Don Romeo Calcio a 5. A casa non possono esserci altri colori, Stefano. Savin tanto l'imbucata, lotta, bravo a far scivolare il pallone addosso all'avversario, il numero 8 Mauro Conte che batte il laterale per Radjukovic. Ventura, Radjukovic ancora per Ventura, Conte si allarga, Savin non è preciso. La palla che arriva tra le mani di Matteo Olivan, lungo per Nicolas Savin, bravo a girare la palla in mezzo, poi l'autorete della Virtus Castelfranco. Don Romeo che stava spingendo sull'acceleratore sul tentativo di passaggio di Mauro Conte, pallone deviato, lo rivediamo e dunque la ribalterà Don Romeo per la festa dei tifosi orange. Ivan. Sì, un gol fortunato diciamo, ma il pallone, come dici spesso Stefano, è rotondo e può succedere qualsiasi cosa. Sicuramente è un vantaggio un po' fortunoso, ma fa parte del gioco.
prima volta, attenzione la giocata, ancora Don Romeo, il poker immediato al 10° minuto di Mauro Conte. Questa volta il gol è tutto di fattura numero 8, Mauro Conte. Un gran gol, lo rivediamo subito, ma ottimo Savin a Grandissimo servire. assist di Nicola Savin, Stefano. Mauro Conte che è un ragazzo con delle qualità incredibili, con delle giocate che quest'anno probabilmente si sono viste poco, ma un ragazzo di grandi qualità. Intanto Matteo Olivà in precedenza aveva salvato un gol, qui forse una deviazione, no, non c'è deviazione, la rivediamo intanto sul tiro di Andrighetti, non c'è stato il tocco di Olivan, proprio Matteo Olivà che fa ripartire per Tigiani, rientrato in campo dopo aver visto il campo nel primo tempo. Il 14 Orange tiene vivo il pallone recuperato dal numero 77 avversario Stefano Moro, costretto a calciare lontano il pallone. Meno di 20 minuti, 19 per l'esattezza, un +2 importante, ma si sa nel calcio a 5 2 gol non sono nulla quando manca un'eternità. Non è mai finita, Stefano, anche in Serie A in questa stagione abbiamo visto gol all'ultimo secondo con polemica, con la palla che entra o non entra, mamma mia, Fuori di grandissima poco. occasione. Dicevo, con palla che è entrata o non è entrata il gong della sirena, quindi non è mai finita. Poi in Serie A è andata bene, cioè qui va bene rispetto alla Serie A, perché non c'è il cronometrista che può decidere di fermare il cronometro, perché ho già inteso quale fosse quel gol incriminato. Andrighetti intanto viene fermato, il direttore di gara ferma il gioco, va a redarguire il numero 18 Rosario Marrari. Intanto subito Edoardo Mula come portiere di movimento per Edoardo Scappolo. Mister Pavan vuole subito cercare di riaprirla, portare i suoi sul -1, dunque ci sarà da soffrire in casa a Don Romeo. Sì, abbiamo visto Matteo Olivan subito richiamare l'attenzione dei compagni per l'entrata del quinto di movimento degli ospiti. A girare palla la formazione trevigiana, un rombo quello di Mister Marcati in maglia orange a cercare di difendere il doppio vantaggio del Pala San Marco con la Don Romeo avanti 4-2 quando mancano 17 minuti. Ancora giro palla, Massarotto sul fondo proprio per Mula, cerca di mettere in mezzo un pallone, c'è però una deviazione, sì, dunque sarà corner con lo stesso Mula, maglia giallo fluo, mentre il direttore di gara fa sistemare le casacche ai giocatori della Don Romeo pronti a rientrare in campo. Massarotto fermato da Ventura, un contrasto di gioco fortuito mentre Massarotto caricava il destro, rimane a terra il numero 2 Stefano Ventura. Va a sincerarsi di condizione il direttore di gara, una mano sulla coscia, sui gioielli che non sono di oreficeria ma sono altro tipo, che poi in questi casi non so se il ghiaccio e lo spray secco possa fare bene ai gioielli, non vorrei Forse essere... servirebbe altro, Stefano, per rianimare un po' Stefano in questo momento. Ho male anch'io. Tanto si rialza Stefano Ventura, che sarà costretto ad uscire ovviamente dal campo per fare spazio a Djukovic. C'è un problemino, basso ventre e mezze palle. Il mister Marcati che va a indicare di respirare il suo ragazzo, pronti a ripartire. Intanto, visto che il calcio a 5 conta, si gioca in terra campana a livello di Serie A tra Napoli e Feldi, andiamo ad assaggiare una ottima 7 teste. Grandissima birra a 7 teste marchiata Rigoni di Asiago. Saluto Enrico per la collaborazione che abbiamo instaurato quest'anno. Palla, attenzione, Olivan, il tiro, poi un palla, che clamoroso,
va a sbattere sul palo ed esce. Chissà se avremo anche il replay, vicinissimi al terzo gol quelli di Castelfranco. Giusto qui Queste sono le aspettare, giocate di Nicolas Savin, Stefano. lo rivediamo, il pallone che sbatte sul palo, poi sbatte su Mule ed esce. Carambola fortunata per gli Orange di Mister Marcati questa. Questi sono episodi che ti fanno pensare forse stasera la svanghiamo. Infatti c'è il portiere Olivan che se la ride con un tifoso in tribuna che gli ha detto, come dire, te la sei fatta addosso. Peccato che siamo a fine marzo, Stefano, queste cose sarebbero servite già a ottobre. Adikovic, il tiro che sbatte, Savin, la puntata, la deviazione di Andrighetti in fallo laterale, resta lì da Don Romeo, palla in mezzo all'indirizzo di Luca Palin che non ha però la voglia di crederci fino in fondo. 14 sul cronometro ancora da giocare, Rocco Scapolo per Ditto, giro palla ad uscire della Virtus Castelfranco, Ditto si prolunga il pallone che arriva tra le mani comoda di Matteo Olivan che fa ripartire subito da Don Romeo. Adikovic cerca di andare via sul corsia laterale Mauro Conte che all'inizio del secondo tempo, nei primi 10 minuti, ha spaccato di fatto la partita trovando il +1 sull'autorete e poi il +2. Potrebbe meritarsi il premio come MVP Stefano marchiato 7 teste, rigoni di Asiago, mi piace ricordarlo insomma per la collaborazione che abbiamo fatto quest'anno. Entra intanto Mula, portiere di movimento, con Matteo Olivan che richiama ancora i suoi compagni alla massima attenzione. Virtus che ci prova dalla corsia laterale, ora centrale in fase difensiva, Ditto, Massarotto ancora per Ditto, ultimo di movimento per la formazione di Mister Pavan. Massarotto bravo a cambiare spazio al pallone in campo, il pallone in mezzo. Matteo Olivan rischia qui da Don Romeo in uscita, precipitoso lì Olivan, forse qui un tocco di mano fortuito, però non c'è stata alcuna protesta. Luca Palin, rivediamo, qui si era liberato in modo impeccabile, mi sembra il numero 18 Marrari. Mentre arriva il time out di Mister Marcati, quando siamo dentro appieno al minuto numero 18. 4-2 per la formazione di Mister Marcati. Intanto, leggendo un po' di risultati in Serie C1, il Montello sta pareggiando a Verona con il Puppi, mentre l'Arziano sta battendo 3-2 il Vigo Real, dunque sarebbe sorpasso in vetta della classifica. Andiamo invece a vedere quello che succede in C2 girone B, con Mirano e Valli, nonostante differenza di risultati sono ancora primi a pari merito. L'Atletico Bassano vince 3-2, Rossano invece pareggia, questo vorrebbe dire premo classifica e l'aggiornamento, vorrebbe dire promozione questa sera per il Bassano, ma il Monticano a 4 punti di differenza andrebbe a pareggiare il Rossano, quindi insomma potrebbe essere la serata della promozione per il Bassano dopo quella del Cuore Celtic, che ancora salutiamo. Abbiamo avuto ieri sera modo di parlare con Pietro Lucano, portiere del Cuore Celtic Verona. Loro quest'anno hanno fatto un campionato a parte. Non posso, Stefano, che rinnovare i complimenti a Giuseppe, il presidente, a tutto lo staff, a tutte le società, a tutti i ragazzi, perché ce lo siamo detti tante volte in privato e anche in diretta, hanno fatto un campionato strepitoso, veramente una stagione da incorniciare. Si lotta intanto in mezzo al campo, il pallone arriva tra le mani di Matteo Olivan. Qualche momento un po' di confusione lì in mezzo al campo. Palini intanto trova una deviazione, quella del numero 21 Federico Andrighetti, in fallo laterale. Olivan. Il pallone sfila alle spalle del portiere Rocco Scapolo. Palla lunga, Olivan di testa alla Marco Van Basten, esce dalla propria area,
a togliere un pallone indirizzato a Massarotto. Rientra intanto Mula ancora come portiere in movimento. Stiamo per entrare negli ultimi 10 minuti di gara, sono trascorsi 50 con la Don Romeo in questo momento è avanti per 4-2 il tiro dalla distanza di Radujkovic. Qui conta in velocità, ha detto ad Alexander la batto, c'è la porta libera, non è riuscito però a indirizzare nel migliore dei modi il suo tiro, che rivediamo qui con il pronto replay di Andrade Giambattista, a cui vorrei dire anche attenzione qui il tiro, la deviazione, forse anche un pezzo di traversa non c'è stata deviazione, è stata soltanto traversa, perché stavo guardando Andrade Giambattista che non è bello, ma vorrei dire un bravo a Andrea perché stava sudando freddo a causa di un cavetto malfunzionante, eppure è riuscito a ristabilire connessione e tutto quanto, insomma a dare la possibilità di vedere in diretta questa sfida. Bravo Andrea, seguiamo, attenzione Franceschi, palla in tre tempi formata da Matteo Olivan che fa subito ripartire dalla parte opposta per Savin che non riesce a trattenere il pallone. Mi ripeto comunque Stefano, una parola le spezzo ancora in favore di Nicola Savin, perché questo ragazzo ha veramente delle giocate importanti e le ha dimostrato ancora una volta questa sera, sarà la seconda o terza volta che lo dico, ma veramente un ragazzo che se trovasse un po' più di continuità sarebbe devastante. Attenzione il tiro che riapre la partita, il gol di Tommaso Franceschi che sbuca in mezzo all'area sulla pressione del quinto di movimento, -1 e mancano 8 minuti e mezzo. È lunga Stefano, è lunga ancora. È lunga e poi si sa non è facile difendere sulla pressione. Rivediamo. Qui forse Saggiorato e Radujkovic sono rimasti troppo passivi. Ti dico, mi sembrava di vedere anche prima un po' di difficoltà nell'accorciare e nell'andare in pressione della paglia. Mi sembra che i ragazzi di Mister Marcati siano un po' troppo lenti nell'accorciare, nell'andare in pressione sul portatore di paglia. Qualche protesta da componente della panchina, un giocatore della Virtus. Siamo ripartiti mentre Trulla era già praticamente nell'area avversaria, ma non se ne erano accorti. Rimessa laterale già battuta con il gol di Elia Saggiorato. C'è tanta confusione a bordo campo, viene ammonito Massarotto, c'è tanta confusione, sta perdendo la testa Giacomo Mion, viene espulso e va a farsi una shower in netto anticipo il numero 58 Mion. Doppio cartellino giallo, rivediamo qua grandissimo Trulle che ha subito battuto la rimessa laterale, ma lì non ho capito di chi era la rimessa, fatto sta che è arrivato il 5-3 di Elia Saggiorato, mentre il numero 58 Giacomo Mion è andato a farsi una doccia anticipata. Mi piacerebbe essere a bordo campo e ricordare a Stefano Ventura che è già ammonito e in vantaggio di 2 gol, bisognerebbe stare un po' più tranquilli. Tornerà a battere un nuovo calcio d'avvio Virtus Castelfranco, che rimane con 5 uomini in campo ovviamente perché il numero 58 era in panchina, dunque non cambia. Capito, Stefano, c'era un po' di confusione. C'era un po' di confusione, secondo me ovviamente la Virtus voleva un fallo laterale a loro favore, non ho visto chi è stato il tocco. Teo Trull però l'ha battuto, è arrivato il gol, l'arbitro l'ha convalidato, probabilmente, anzi senza probabilmente il direttore di gara aveva visto un fallo laterale per la Don Romeo, se no avrebbe annullato il gol. E lì le proteste troppo focose di Giacomo Mion. 6 minuti ancora da giocare, la porta è libera, resta in campo Mula, Saggiorato a giocare per la Don Romeo con Mula che resta in campo. Savin si prende un fallo laterale con Andrighetti, resta in campo Mula, Mister Pavan non ha nulla da perdere quando mancano 5 minuti e mezzo, può permettersi di provare ancora con il giocatore, palla che esce di poco, questo poteva essere il colpo del knockout. Poteva essere il colpo del KO, Stefano, hai detto bene.
Massarotto. Comunque nonostante sia un 2002, comunque giovane Massarotto nell'episodio lì dell'espulsione del suo compagno di squadra ha subito placato gli animi della sua panchina perché ha capito che poteva succedere qualcosa di grave. È stato bravo, d'esperienza. Posso confermare, sì, bravo. Saggiorato intanto sul servizio di Olivan che aveva visto il cambio del portiere avversario, non trattiene in possesso il pallone la formazione di mister Pavan che torna a gestire la palla della propria metà campo, un pallone che quasi viene perso, riconquistato Andrighetti, torna dentro Muglia per Scapoli, anche Massarotto torna ad alzare il baricentro della formazione di Pavan, qui però Massarotto più che un passaggio era un fendente e allora Matteo Olivan può ripartire senza alcuna fretta quando mancano 4 secondi di tempo. Rilancio dopo un secondo, Nicolas Savin protegge il pallone, esce bene Savin, poi rischia anche di commettere il fallo. Castelfranco va sul fondo con Moro, il pallone che termina oltre la linea nera che delimita il terreno di gioco per San Marco. Rientra intanto Ventura con gli applausi per Savin. Esperienza di Alex Radujkovic, Stefano, un giocatore di grande esperienza, è uscito al meglio in questa fase un po' delicata con la pressione sul portatore di palla del Virtus Castelfranco. Vogliono la vittoria i tifosi barra dirigenti perché vedo il presidente capo ultras scatenato. Presidente stile Davide Piccoli. Intanto c'è il fallo ai danni di Massarotto che indica il direttore di gara, ci stava un cartellino. L'intervento di Elie Saggiorato è stato pungente, deve aspettare però il fischio d'avvio. Il direttore di gara ha redarguito Teo Trulla. Gran gol quello di Teo Trulla e anche super intelligente nel battere l'auto che ha riportato la Don Romeo sul +2, 3 minuti ancora di gioco, è ancora però lunga, può succedere di tutto, non la voglio gufare ovviamente ragazzi del Don Romeo. Olivan bravissimo a chiudere lo specchio di porta, ad evitare di capitolare per la 4ª volta in casa Don Romeo. Il lavoro, Stefano, dei preparatori dei portieri Cristian Tonello e Giovanni Busato si fa vedere in campo. Ancora Olivan, ma il buon Cristian Tonello è qui presente stasera? Il buon Cristian Tonello penso ci stia seguendo da casa in questo momento, Stefano. Allora mando un abbraccione al buon Cristian Tonello che tanta emozione mi ha fatto vivere in quegli anni di Griffo, quando il calcio a 5 era ovviamente Griffo in terra vicentina. Ricordo, tanto c'è il time out, allora possiamo andare un po' di Amarcord, mentre qua c'è una deviazione con la parata prima di Olivan. Grandissima parata di Matteo Olivan, bravo. Ricordo di un Roma Lamaro, Arziano Griffo al Palafortis con il defunto Corrado Roma disse sì, non spese grandi parole per l'Arziano Griffo con Tonello in porta. Tonello strepitoso, se non ricordo male, poi magari se ci sta seguendo ti scriverà ha sbagliato, mi sembra vittoria Griffo per 4-1, quello era il calcio a 5 vecchi tempi, ma tanto vecchi tempi, perché si parla di 2002-2003. Palafortis che era metà del Pala San Marco con le tribune che erano un terzo del Pala San Marco, però grande cosa. Tornano in campo le squadre, Don Romeo avanti 5-3, stiamo per entrare nell'ultimo minuto di gioco, poi ci sarà ovviamente anche il recupero. Montello che intanto con Epp e Rexepai si porta sul 2-1, quindi prolunga ancora la striscia di vittoria. Arziano 3-2, ma andiamo a seguire questo finale di partita. Conta poco, abbiamo detto, per i fini della classifica di risultato. Massarotto viene fermato, ancora Virtus con la conclusione della distanza. Ventura cincische con il pallone, viene calciato a terra da Franceschi, non c'è il fallo, c'è una rimessa laterale per la squadra ospite. Franceschi è andato a spingere Ventura,
Devono essere bravi però i ragazzi della Don Romeo C5 di non perdere la testa, Stefano. Assolutamente, 10 secondi. Controlliamo che il direttore di gara si andrà a decretare il recupero per questa ripresa. Olivan, la porta era libera, palla per Teo Trulla, si riparte A giocare la palla indietro. 4 minuti di recupero, si giocherà allora fino al 34esimo. Ottima l'apertura per Ventura, una deviazione Squadre che mi sembrano un po' stanche, Stefano. 60 minuti comunque intensi, specie nella ripresa, si sono alzati i ritmi e anche gli animi. Don Romeo che sta tenendo in casa i 3 punti, qui ancora Trulla, non c'è il fallo, e poi ripartire Rocco Scappolo per Ditto. Fa circolare la palla ancora la Virtus Castelfranco, ma è bravo Mauro Conte a dire di no. Rientra intanto Mula, rischia, la palla resta lì, viene fermato, la rimessa laterale è per la Don Romeo, non c'è la deviazione. ...31 minuti di gioco sul cronometro del Pala San Marco. Don Romeo avanti 5-3, rimessa da ripetere perché non aveva posizionato bene il pallone la formazione di mister Marcati. Massarotto, Virtus che resta dentro con il primo movimento, Mula dietro per Massarotto. Messa malissimo. Ancora Massarotto fermato da Ventura, Mula secondetta della corner, 2 minuti al gong finale. Ditto gioca con il pallone a sinistra per Massarotto che torna a centrare da Ditto, fa circolare la palla la formazione di mister Pavan, esce però Radikovic tra le righe difensive, poi spara lontano il pallone, lo riconcede di fatto alla Virtus che torna ad affacciarsi nel metacampo avversaria, fraseggia all'altezza della linea di metacampo, palla sul fondo e poi c'è Conte che ci mette il corpo e Matteo Olivan palleggia con serenità, scarica a destra per Ventura. Radikovic voleva un inserimento di Ventura in avanti, 1,5 ancora da giocare. Stagione difficile, ma si sta avvicinando una vittoria per salutare il pubblico amico del Pala San Marco, ricordiamo con tanti giovani pronti, trombe alla mano. Stagione difficile, Stefano, te lo posso confermare, non ci aspettavamo una stagione diciamo su questo livello di categoria, però come ho detto ieri sera ne prendiamo atto e cercheremo di ripartire evitando gli errori che probabilmente quest'anno abbiamo commesso. Ci auguriamo insomma di avere un futuro roseo con i giovani che mi auguro possano venire a vestire la maglia orange della Romeo Calcio 5. 50 secondi ancora da giocare, Radikovic recupera il pallone con l'aiuto di Ventura, pallone che resta lì, bravo Andrighetti ad andare via di forza, Ditto sul secondo palo, Olivan ci mette una pezza, poi il tiro dalla distanza di Mauro Conte. Grande prestazione di Matteo Olivan. C'è intanto Mula che viene espulso. Mula viene espulso per protesto, visto il cartellino rosso mostrato al viso del numero 4 Mula. Finale con confusione mentre scade il quarto minuto di recupero e ora possiamo dire di essere ai titoli di coda di questa sfida che vi abbiamo raccontato sul canale YouTube di Futsal Veneto TV, con Andrighetti che veste la maglia numero 21 e il direttore di gara che fischia per 3 volte e decreta la vittoria casalinga della Don Romeo, che saluta il pubblico amico della Pala San Marco vincendo per 5-3 con la Virtus Castelfranco.
una partita in salita, un secondo tempo però diciamo perfetto in casa Don Romeo che merita questi 3 punti, Ivan. Sì, sicuramente Stefano, come hai detto te, è un epilogo positivo per la nostra società aver concluso il campionato, non il campionato, o meglio le partite casalinghe in questa maniera. Sono contento per i nostri tifosi, sono contento per la società che lavora sodo quotidianamente, sono contento per i ragazzi, sono contento per il mister, per lo staff. Ripeto, una stagione che non ha rispettato gli obiettivi che ci eravamo prefissati, però insomma lavoreremo sugli errori commessi per non commetterli in futuro. Uno sguardo al girone B con il Valli che ha battuto 13-0 il Pernumia, Mirano che sta vincendo 2-1 col Martellago, dunque resterebbe invariata la situazione in vetta della classifica. Il Bassano ha battuto 3-2 San Vemille, 6-3 del Rossano in casa del Caerano, mentre attenzione perché il Vigo Real ha impattato con l'Arzignano e questo vorrebbe dire che il Montello si porterebbe sul +3, sta vincendo e dunque la settimana prossima sarà un gran finale e chissà che si possa raccontare il finale di questa stagione con tutto il futsal minuto per minuto. È un sogno, vedremo se sapremo realizzarlo. Ivan, mentre le immagini vanno a salutare i ragazzi della Don Romeo, intanto grazie alla società per aver creduto in Futsal Veneto TV. Qui la corsa sotto il pubblico, un pubblico che viene inquadrato in questo momento sempre presente, insomma lo hai detto più volte, stagione difficile, però le basi ci sono e bisogna tornare a costruire un nuovo muro Don Romeo. Abbiamo tutti i presupposti, Stefano, per costruire un futuro importante. Ringrazio te, ringrazio Andrea Di Giambattista, Michele Di Giambattista per l'opportunità che ci avete dato ieri sera di mettere in luce la nostra società, per essere qui stasera a trasmettere in diretta la nostra partita. Mi auguro insomma che il futuro sia roseo con tanti giovani che iniziamo a vedere in campo i bambini. Spero l'anno prossimo di vederli con la maglietta orange indossata e quindi grazie, viva il futsal e buon campionato a tutti, per chi avrà la fortuna di vivere una promozione, per chi si giocherà i playoff, perché il futsal veneto merita veramente rispetto e grande visibilità. Una cosa va detta e una cosa è certa, non sono mancati i gol e non è mancata neanche la birra. No, assolutamente. Cincin e Ivan Bonato, Cincina Don Romeo, in bocca al lupo per il prossimo anno. Grazie. Stefano Testoni vi ringrazia per averci seguito, l'appuntamento ovviamente con Zona Futsal e come ha detto Ivan, viva il calcio a 5, viva il futsal!